Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una live del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto il titolo, stiamo andando verso un periodo di anarchia e di guerra commerciale e di guerra trasversale, di informazioni e quant'altro. Bene, iniziamo col dire che, come aveva previsto Marietto già dal 2010, si stanno verificando queste situazioni catastrofiche. Vi ricordo che stiamo uscendo da un periodo di Covid che ha praticamente portato indietro l'Italia quasi al dopoguerra nel comparto industriale, cioè praticamente abbiamo perso con l'entrata dell'euro e l'entrata di questo Covid, il 25% del comparto industriale. Neanche sotto le bombe degli americani avevamo perso così tanto nel 1945. Quindi ci troviamo in una situazione estremamente pericolosa. E in più, qualche mese fa, qualche ministro incominciava a dire che c'era il boom economico, che c'era una ripresa, che l'Europa era in ripresa. Invece il Marietto diceva già quasi 10 mesi fa o un anno fa, che avremmo avuto tranquillamente 14 milioni di nuovi poveri nel suolo italiano, nella patria, nel sacro suolo italiano. Infatti c'è tanta gente che ha la macchina ma non ha i soldi per fare il pieno, c'è gente che ha il cellulare ma non ha più i soldi per pagare la bolletta, c'è gente che ha il mutuo e incomincia a stentare a pagare il mutuo e ha la casa ma il mutuo non riesce a pagare. Quindi ci troviamo in una situazione che non si era mai vista dal dopoguerra. Le case sono ancora tutte integre, non è stato bombardato ancora niente, ma è stato bombardato sistematicamente negli ultimi anni la nostra qualità di vita. Qui metto a video comunque un sigillo importante di Mosè, che è un sigillo che è antecedente ai sigilli salomonici di almeno 2-3 mila anni. Vi ricordo che Mosè era un militare, vi ricordo che Mosè era un mago, vi ricordo che Mosè era un generale, quindi questi sigilli sono importantissimi per la difesa a casa e per attirare energie benevole. Vi ricordo anche che adesso, in questo periodo storico, è entrata anche in questa nuova fase in un certo senso della nostra vita la guerra che sta lambendo e sta infuriando in Ucraina. Di conseguenza la Russia cosa sta facendo? Sta facendo un'invasione dovuta al fatto che l'Occidente ha piazzato più di 24 laboratori batteriologici nel confine ucraino e di conseguenza la Russia si sta difendendo a modo suo. Il problema è che con questi embarghi fra un po' arriverà anche una situazione deleteria per la questione non solo militare, ma questione di alimenti. Sì, perché uno dei più grandi fornitori di concimi e di pesticidi al mondo è la Russia e con questo embargo vuol dire che sia l'India, che è una delle più grandi esportatrici di grano, che sia il Brasile e l'Argentina, che sono anche loro esportatrici di grano a livello mondiale, nei prossimi periodi avranno dei grandi problemi a in un certo senso far crescere di nuovo il loro grano. Quindi aspettiamoci nel futuro delle carenze alimentari che in questo momento non si vedono, sebbene si vedono nei supermercati già qualcuno che comincia a scrivere si possono comprare solo 2 pacchi di farina. Questo vuol dire che oltre che a una guerra e ci troveremo tantissimi profughi, si calcola che ci saranno più o meno 15 milioni di profughi che invaderanno l'Europa di ucraini. Si calcola anche che la valuta ucraina non viene scambiata nelle banche, quindi queste persone arrivano senza soldi per il semplice fatto che il valore della moneta ucraina è praticamente a zero, no? Non è riconosciuta né dalle banche commerciali né dalle banche statali, proprio per questa questione di guerra. Noi ci troviamo in una situazione con 15 milioni di persone che cercano un lavoro, con una crisi alimentare alle porte, con una militarizzazione del dollaro, perché facendo e limitando il fatto di scambio attraverso il dollaro con la Russia tramite queste sanzioni, praticamente il dollaro è stato militarizzato e sta perdendo di influenza. Infatti, d'ora in avanti, chi vuole comprare il gas russo che riscalda le nostre case, vi ricordo che il 45% dell'energia che troviamo in Italia è fornito dalla Russia. Ecco, ci troviamo praticamente ai piedi della scala, anche se
alcuni stati, molto probabilmente l'Italia, sarà privilegiata a poter pagare ancora il gas in euro, e anche la Germania. Comunque stiamo entrando in un periodo apocalittico in cui le persone non si sono ancora rese conto. Vi ricordo di prelevare tutta la vostra moneta da dove potete e usare il vecchio materasso per mettere dentro i vostri soldini, i vostri risparmi, perché fra un po', mancando la corrente, per via di questi rincari dovuti sia alla guerra che alla speculazione, troveremo difficile andare in bancomat perché non ci sarà più possibilità di prelevare visto che mancherà la corrente. Quindi vi ricordo, per chi può permetterselo, per chi vuole, c'è il ciondolo, il sigillo 6 di Marte è importantissimo, e questi sigilli di Mosè che sono molto più antichi e una volta se li potevano permettere solamente i re, gli imperatori e quant'altro. Bene cari amici, vi ringrazio e alla prossima, ciao.